Il lupo è il simbolo della forza collettiva, la volpe rappresenta l'ingegno individuale. È il giorno di Feldi Eboli, Pirossigeno Cosenza al Palasele, la partita che chiude la quarta giornata di Serie A quinto. Filippigno, ancora Venanzio, sbaglia qui, prova a approfittarne subito Pedrigno con questa azione solitaria, il tiro sull'uscita di Dalcin a incrociare, la prima occasione targata Pirossigeno Cosenza, poi Caponigro in avanti a cercare qui la soluzione col destro da parte del numero 22 Filippigno con la risposta di Parisi. L'iniziativa ancora di Marceligno, tra poco diamo la linea a Carmine Esposito a bordo campo, il destro deviato da Dalcin, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Pirossigeno Cosenza con Everton che prova questa soluzione mancina fantastica al volo, sarebbe stato il gol della giornata. La suolata per Calderolli che ci ha deliziato con tante giocate di prestigio in queste prime giornate di campionato. Finta e controfinta, eccolo qua Calderolli, ancora lui, la risposta da parte di Parisi. Selusio, Venanzio, la giocata spenda per Lavrendi, l'uscita di Parisi che si oppone al tentativo sotto misura di Lavrendi. Everton ancora in isolamento, calcia col sinistro Dalcin, risponde presente. Attenzione, Everton si è fatto male, ha preso una botta. Il tocco indietro per Caponigro, il destro e la partita si sblocca così con la conclusione di Caponigro che beffa Parisi e porta in vantaggio la Feldi Eboli. Risultanza di Caponigro. Ci ha abituato, no? Sappiamo la potenza e la precisione del tiro di questo ragazzo. La rivediamo con il destro di Caponigro, indecisione però qui di Parisi che si è fatto scivolare il pallone sotto le gambe e ha portato così in vantaggio. C'è stata forse anche una leggerissima deviazione che ha sporcato un po' la conclusione. Ancora questo intervento falloso. Intanto siamo già dall'altra parte con Ghi che cerca lo scavetto sull'uscita di Parisi e non trova lo specchio della porta di un nulla. Ancora Filippigno con un po' di spazio, può calciare, lo fa! La grande risposta di Parisi questa volta all'incrocio dei pali, l'intervento del portiere la Pirossigeno Cosenza. 3 secondi, l'appoggio, attenzione, l'opportunità quasi sul filo della sirena con il tocco sotto, Everton calcia, chiedono un tocco di mano. Quindi la Pirossigeno Cosenza, nessuno è d'accordo, neanche i direttori di gara. 1-0 per la Feldi Eboli all'intervallo con il gol di Caponigro contro la Pirossigeno Cosenza. Mentre ovviamente la Pirossigeno Cosenza cerca di scrollarsi da dosso lo 0 in classifica e ci prova adesso con questa grande chance targata a Trentin. Poi Bavaresco, la transizione buona per il tentativo di marchio, la parata di Dalcin, sicura, in presa bassa. Calderolli, il destro di Calderolli, sempre lui, sempre l'11 a timbrare il cartellino nella sua classica giocata. Si sposta il pallone per calciare basso sul secondo palo, niente da fare per Parisi. Il raddoppio della Feldi Eboli firmato da un fenomeno di 39 anni che risponde al nome di Fabrizio Calderolli. L'avevamo detto nel primo tempo, è totalmente in fiducia, ricerca sempre l'uno contro uno o perlomeno la giocata importante e ancora una volta ci riesce. Va sul rosato e poi la mette a terra, forse anche qui Parisi poteva fare qualcosa in più. Poi in campo c'è Kenji, c'è Calderoli, tutta gente da uno contro uno. Ancora il tentativo, ancora il gol da parte di Dalcin che firma così il 3-0. Non è la giornata di Parisi, lo abbiamo visto prima scuotere la testa per l'errore precedente, non si è ripreso probabilmente quando un portiere va un po' in tilt. In questo caso bravissimo Dalcin, ma la rivediamo. E altra palla che scivola via sotto le gambe, sicuramente è stato ingannato. Subito time out di Paniccia, rivediamo ancora il replay. Eh sì, finita ancora sotto le gambe. E ancora Venanzio e qui Parisi ci mette le mani per spedire il pallone sul fondo, quasi all'incrocio dei pali. Questa per esempio è una grande parata. Parte Filippigno, il sinistro con la risposta di Parisi che mette il pallone in calcio d'angolo. E intanto qui 6 minuti e 30 ancora da giocare con la Feldi Eboli che difende il triplo vantaggio e adesso con Kenji ci prova e trova il quarto gol col suo numero 13 che con lucidità ha messo il pallone in buca d'angolo per il 4-0 della Feldi Eboli. La prestazione di Kenji del secondo tempo
è salita di livello ed è un gol meritato per lui. Aveva preso 2 falli facendo spendere 2 ammonizioni al Cosenza e merita questo gol perché veramente ha fatto un secondo tempo importante. L'assist secondo te di chi era? Di Calderolli. Ovviamente con questa palla tagliata perfetta per Kenji, che ha avuto in questo caso la bravura di trovare l'angolo con precisione chirurgica per il gol del 4-0 della Feldi Eboli. A 6:28 dalla fine i ragazzi di Antonelli provano a tracciare la strada verso un altro successo. Ci sarebbe bisogno di più pazienza per entrare in questo tipo di difesa, però il tempo è anche vero che il tempo scorre. Caponigro intanto dall'altra parte per il destro, quasi all'incrocio dei pali. Parisi si oppone, calcio d'angolo, grande giocata di Caponigro. Questo calcio a 5 moderno sono sempre meno perché c'è sempre una grande difesa, molto fisica, molto attenta. Intanto qui palla persa e ancora il gol di Ghi. Non c'è fallo, ma c'è un'altra rete della Feldi Eboli che mette il sigillo a questa partita con Ghi. Il quinto gol che rivediamo, palla persa da Bavaresco, con Ghi che va a sradicargli il pallone, tutto regolare mi sembra. Sì, stavamo parlando proprio di questo, no? Sono abituati a grandi difese i calcettisti di Serie A, è difficile farsi saltare nell'1 contro 1, che si facciano saltare nell'1 contro 1, quindi avere gente in squadra come Kenji e Calderoli può diventare un fattore. Luciano, l'MVP? Guarda, ho cambiato più volte idea, però dico Dalcin. Alla fine dici Dalcin, con Felippigno che scarica il pallone per Selusio e il pallone finisce ancora in fondo al sacco e noi dobbiamo aggiornare il punteggio perché 6-0 Feldi Eboli con il gol di Selusio. Ora Cosenza è uscita completamente dalla partita, è veramente un peccato dopo la prestazione nel primo tempo, ma anche nei primi minuti del secondo tempo che era stata buonissima. Spieghiamo anche il motivo per cui hai dato a Dalcin per me ha fatto una partita perfetta, non ha subito gol, grandi interventi, ha fatto gol, passaggi diciamo che hanno messo ancora una volta in evidenza il piede educato che sicuramente ha. Missoni si ferma e arriva anche il suono della sirena con la stretta di mano tra Panicci e Antonelli. La Feldi Eboli conferma di essere una delle assolute big di questo campionato di Serie A quinto, vince 6-0 contro la Pirossigeno Cosenza che resta a quota 0 in classifica. La Feldi Eboli balza da sola al comando a punteggio pieno. E grazie a Carmine Esposito per i tuoi interventi a bordo campo, grazie a Luciano Miele per avermi fatto compagnia splendidamente nel commento tecnico. Ciao Luciano. Ciao, grazie a te, è stato davvero un piacere. Grazie alla nostra squadra in regia da Fabio Morra. È tutto, alla prossima su Sky Sport con il futsal di Serie A quinto.